la nutria fa bene, guarda, faremo il duplice vantaggio. Intanto è una carne che non è processata come la carne che mangiamo nelle scatolette, che fa schifo, Sì. e ho visto gli scandali che derivano. È proteica, non ingrassa e risolveremo un problema. Non si tratta di una boutade. Stefano Valdegamberi stavolta ha tutta l'aria di fare sul serio, con l'obiettivo di presentare a breve una mozione in Consiglio regionale per rendere commerciabile la carne di nutria, specie che in Veneto ormai ha trovato un suo habitat, proliferando e diffondendosi ben oltre gli argini dei nebbiosi canali di pianura. In Francia e in Patagonia il castorino di palude, così viene anche chiamato in gergo, si trova nei locali e nei ristoranti gourmet, insomma una prelibatezza. È un piatto tradizionale in molti paesi del mondo. C'è la cucina francese, un chilo di nutria, di filetto di nutria costa 40 euro, e c'è il patè di ragordin. Faccio veramente fatica. Avremo la possibilità di trasformare Mamma mia. un problema in una risorsa, ascoltate me. Di fatto, fa intendere il consigliere della Lega, si tratta di mutuare la logica adottata per il granchio blu ora nei negozi. Ciò che vale per il mare varrebbe a maggior ragione per la terra. Lo stesso Valdegamberi nell'autunno scorso si era immortalato mentre addentava un pezzo di nutria al forno con il sugo, accompagnato da un bicchiere di Clinto, opzione enogastronomica che il leghista veronese, vicino al generale Vannacci, rilancia a Ring imbracciando la chitarra, e questo in attesa che l'assemblea di Palazzo Ferrofini si pronunci. Che sarà, che sarà, che sarà? Valdegamberi. Che sarà della mia vita? Chi lo Valdegamberi, sa? dica la verità, è la nutria che dà la forza per la voce, vero? Non mi sente più ormai. Ormai Sì. Sarà quel che sarà.